Ci sono le dipendenze da alcol, c'è la dipendenza da droga che noi già conosciamo, però c'è una nuova dipendenza che sta andando avanti purtroppo, la dipendenza dal gioco. Cosa sta facendo la Regione Veneto? Siamo la prima regione che già da 2 anni ha un progetto pilota che capofila è l'ULSS numero 8, il dottor Bellio. Abbiamo molti problemi, più di 1000 persone sono andate al SERD, sono andate a dire non ce la faccio più. Ho indebitato la famiglia, ho distrutto la famiglia e guardi, siccome non è una dipendenza fisica come quella dell'eroina, quelle tradizionali o anche quella dell'alcol che sappiamo che porta a del disagio fisico importante, qui vuol dire che abbiamo una situazione drammatica. E pensare che tutto questo lo produce soprattutto lo Stato, mettendo in campo quel sistema di sale giochi dappertutto, ormai è una cosa devastante. Ci dicono che incassano 90 miliardi all'anno con il gioco. Vede, io penso che un buon Stato non dovrebbe trovare le risorse dal gioco, ma dovrebbe trovare le risorse da una società attiva, una società positiva, una società solidale. Il gioco porta a emarginazione, porta a distruzione della famiglia, che è il pilastro di una buona società. E allora è da rivedere questo Stato. Diamo a questi giovani la speranza di un futuro diverso da quello che oggi viviamo.